L'inserimento tra i siti patrimonio dell'umanità UNESCO rappresenta senza dubbio un eccezionale volano turistico per le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Ma a quanto potrebbe equivalere questa capacità di attrazione? La stima è stata effettuata dalla società specializzata SVG nel corso di un'indagine sulla percezione della candidatura commissionata dal comitato promotore. Le ricadute potenziali sul turismo, perché stiamo parlando ovviamente di elementi potenziali, parlano di una potenzialità di 7-8 milioni di turisti nell'arco di 3-5 anni. Anche per questo, ma non solo, la candidatura raccoglie un indice di gradimento elevatissimo tra i cittadini. La ritengono molto importante per il territorio 6 abitanti su 10 dei 15 comuni dell'area di OCG e il livello sale ad un bulgaro 92% se si considera anche chi l'ha definita abbastanza importante. Il riconoscimento ha valore più rilevante anche per il 62% dei residenti in Veneto e per il 61% del campione nazionale, leggermente più basso, 51%, il giudizio degli intervistati nell'intera provincia di Treviso. Effetto, per così dire, di una gelosia, spiegano gli autori del sondaggio, consueta tra vicini di casa. Sia a livello territoriale, quindi nelle colline di Valdobbiadene, sia a livello regionale e nazionale, l'ipotesi di avere una candidatura dell'UNESCO di questo territorio è non solo salutata favorevolmente, ma ritenuta un fattore benefico per lo sviluppo sia economico sia ambientale, con ricadute sia sugli accessi turistici sia sul dato più interessante per le persone, che è quello occupazionale. Quindi favorevoli i cittadini e i produttori su questo duplice versante? Favorevoli sia gli uni che gli altri. L'indagine che ha coinvolto in modo particolare un campione di nazionale, regionale e trevigiano, nonché delle cogliane di Vittorio Veneto, di cittadini, era per vedere quanto i cittadini sono schierati per o contro. Allora, i contro non ci sono, perché siamo sotto la soglia del 5%, quindi sono una minoranza, mentre i favorevoli sono molto alti. Quindi c'è una situazione di percezione da parte dell'opinione pubblica che questa candidatura non può che far bene. Certo, poi se caliamo dentro in termini economici vediamo che fa bene allo sviluppo economico del territorio, perché le persone pensano che ci saranno ricadute sia sul fronte del turismo sia sul fronte della valorizzazione ambientale, e questo ovviamente da cittadini non può che ritornare utile. Chi ha i vantaggi associa anche degli svantaggi. Il 33% del campione teme soprattutto un aumento del costo della vita, dell'affollamento o del traffico e un maggior sfruttamento del territorio, come capita in molte località turistiche. Per il 78% degli intervistati il Prosecco di OCG è la carta vincente per ottenere il riconoscimento, ma nel contempo la nomina rappresenterebbe un'opportunità per i produttori del celebre vino per il 92%. Un binomio inscindibile, come conferma Innocente Nardi, presidente del consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Superiore. Sono dati che sono estremamente positivi, consolidano la nostra convinzione che la candidatura a diventare patrimonio dell'umanità delle colline del Conegliano Valdobbiadene è una candidatura forte, una candidatura condivisa, una candidatura che valorizza in modo particolare la bellezza e che avrà delle ricadute per tutto il territorio, per tutta la comunità. I benefici infatti si allargherebbero anche ben oltre i colli trevigiani, lo ribadisce Tommaso Razzolini, assessore comunale a Valdobbiadene e consigliere provinciale. La candidatura UNESCO è sicuramente una buona opportunità per far crescere ancora di più tutta appunto l'area candidata, ma non solo tutta l'area della provincia di Treviso, perché ribadisco la provincia di Treviso è una provincia eterogenea, quindi c'è sicuramente tempo per visitare le colline del Prosecco Superiore Conegliano e Valdobbiadene di OCG, ma anche tutta l'altra parte appunto del territorio provinciale. Su questo c'è anche da dire che la candidatura si pone tra altre due zone UNESCO, che sono praticamente la Laguna con Venezia e le Dolomiti con Cortina, quindi sicuramente il ruolo è anche importante e strategico della nostra candidatura. Avanti tutta con l'iter per la candidatura, dunque.
In questo momento, dopo la candidatura ufficiale del governo italiano nel febbraio scorso a diventare patrimonio chiaramente dell'umanità, siamo in fase di valutazione, è un periodo di un anno che comporta l'arrivo di commissari UNESCO per capire se ciò che è stato scritto nei dossier di candidatura è coerente con la qualità del territorio stesso. Noi ovviamente siamo ottimisti, grazie al supporto significativo della Regione che sviluppa un ruolo di regista e di primo piano verso questa candidatura del suo Presidente Zaia. Crediamo che si possa ragionevolmente cominciare a pensare di raggiungere il traguardo il prossimo anno, al massimo entro 2 anni. Nel frattempo, sulle colline del Prosecco DOCG ci si appresta alla vendemmia, con qualche preoccupazione, ma non troppi danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni. La grandine ha colpito l'area che era già stata colpita nelle 2 volte precedenti. Indubbiamente quando arriva la grandine non possiamo essere certamente felici, soprattutto per il morale e soprattutto perché si vede il lavoro di un anno veramente massacrato da questi chicchi di ghiaccio. Credo che comunque la zona sia delimitata. Teniamo presente che la denominazione Conegliano Valdobbiadene ha una superficie abitata di 7.500 ettari, la zona colpita è all'incirca di 150 ettari. Quindi ahimè le aziende che sono state colpite avranno e subiranno dei danni significativi dal punto di vista economico, ma in generale la produzione è comunque garantita anche per quest'anno.